Quarta corsa, premio Trio Classic, corsa Tris, è una reclamare per cavalli di 4 anni, ben 13 al via. 1 Bionica Horse, Fabrizio Mallossi, 2 Baltic Daviel, Davide D'Antoni, 3 Bunsi, Vincenzo Piscuoglio, 4 Biele Starlai, Adrian Gioni, 5 British Matle, Emanuele Migliori, 6 Beethoven Griff, Nicola Saracone. Seconda fila 7 Bella Lakshmi, Edoardo Loccisano, 8 Black LL, Max Castaldo, 9 Bonton, Daniele Cuglini, 10 Bugie d'Amore, Marco Stefani, 11 Blade Runner Lux, Salvatore Valentino, 12 Briganti Zac, Gennaro Mitrano. In terza fila 13 Brunello Grimm, Giuseppe Citarella. Stacco della macchina, velocissima all'esterno, Beethoven Griff con Nicola Saracone, prende gran lancio e scavalca British Matley, 10, poi Biele Starlight in terza posizione, vediamo 2, Baltic Daviel, la rottura di Bugia d'Amore. Quindi in vantaggio Beethoven Griff che nonostante il 6 con un gran stacco va al comando 14-9. Seconda posizione per Emanuele Migliori con 11, British Matley Blade davanti a Runner Biele Lux, Starlight, mentre prende la via del largo Bumsi e avanza all'esterno. Si presenta dopo 400 metri passati in 36 su Beethoven Griff e sembra sul punto di passare, quindi nuovo battistrada dopo quasi 600 metri è Bumsi con Vincenzo Piscuoglio che passa ai 600 in 45,6. Bumsi in vantaggio. Vediamo avanzare all'esterno il numero 9 di Bonton, seconda la corda Beethoven Griff a precedere British Matley, poi Biele Starlight, ci prova anche Brunello Grimm che avvicina i primi, giro in 1 minuto e 5 decimi, misura abbastanza svelta per la categoria, con sempre in vantaggio il figlio di Ghibellino che conduce su Beethoven Griff. Ora Vincenzo Piscuoglio arriva al chilometro in 1,15,7. Ci prova numero 1 Bionica intanto Horse, vediamo che British Matley rientra all'interno e si pone in terza posizione dietro a Beethoven Griff, poi cerca di spostare al largo anche Brunello Grimm, retta di là passata in 14,9 con Beethoven Griff che ora di scatto va all'attacco di Bumsi e sembra già sul punto di prevalere ai 250 finali, con Nicola Saracone passato all'ultima curva in 15,6, retta d'arrivo Beethoven Griff che sembra padrone della situazione. Beethoven Griff prende il largo e viene a vincere nettamente Beethoven Griff, Nicola Saracone, mentre Bumsi difende il secondo posto da British Matley e Brunello Grimm. Vittoria veramente notevole per il figlio di Libeccio Griff, Nicola Saracone. Alla sua prima uscita viene a vincere per i colori del signor Pietro Bellardi. Rivediamo la retta d'arrivo del figlio di Libeccio Griff in controllo, si gira Nicola Saracone. E dopo questa bella vittoria vediamo la lotta per il secondo posto perché erano molto vicini. Rivediamo Bumsi netto secondo, mentre per il terzo Emanuele Migliori si difende con British Matley dal finale di Brunello Grimm.